L'associazione musicale Rossini di Grotte, capitanata dal basso Salvatore Salvaggio, ecco, ripropone per quest'anno un'importante manifestazione musicale, ovviamente la 14ª edizione di Lirica sotto le stelle. Sì, già siamo alla 14ª edizione, ovvio che io sono tra gli ospiti preferiti, visto che lo organizzo io, ci saranno i soprani Machieno Moto e Federica Faldetta, poi all'interno di questa manifestazione facciamo l'8ª edizione del premio Lirica sotto le stelle alla carriera e alla giovane promessa. Alla carriera va al compositore e operista Giovanni D'Aquila, mentre alla giovane promessa al basso Claudio Mannino. Il pianista accompagnatore per la serata sarà Salvatore Scinaldi. Una serata, diciamo, all'insegna dell'opera lirica e non solo. Normalmente noi dividiamo la serata in due parti, una parte prettamente dedicata all'opera lirica e una seconda parte con arie più leggere, anche siciliane, eccetera, eccetera. Quindi vi aspettiamo domenica 6 settembre alle 21 in Piazza Fonte. Questo è un grande evento che a quanto pare è l'unico in provincia di Agrigento, quindi non potete mancare. Ed invece per quanto riguarda la parte artistica di Salvatore Salvaggio, adesso si spalancano le porte di nuovo dei Promessi Sposi. Ecco, tante tappe, il cast è rimasto sempre lo stesso e lei è stato riconfermato. Sì, ritorno a fare Don Abbondio, uno dei miei personaggi preferiti, nei Promessi Sposi di Michele Guardia e Pippo Flora, una tournée meravigliosa, si inizia da Milano al Teatro Alcimboldi per quasi un mese, poi Padova, Napoli, Calabria, Bari, eccetera, eccetera, pure in Sicilia a dicembre, a Palermo, concludiamo con il Giubileo a Roma. Subito dopo vado in tournée in Giappone per dei concerti e poi a marzo faccio Bohème, faccio Schaunard e debutto il ruolo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.